in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Il buon sapore proviene dalla terra. Benvenuti a un altro appuntamento con Agricoltura Veneta. Siamo a Padova, siamo per una nuova apertura qui in via Vicenza. Perché? Perché la Coldiretti Padova ha aperto il mercato coperto di Campagna Amica. Allora siamo con il presidente di Coldiretti Padova, Miotto. Buongiorno Presidente. Intanto, perché questa apertura? Perché? Per un aspetto di continuità di quella che è la proposta che Coldiretti da anni cerca di fare, e con questi risultati, come avete visto oggi, quello di una totale disponibilità da parte della cittadinanza ad accogliere le proposte che noi vogliamo portare, ovvero che i prodotti del territorio sono prodotti che, al di là del valore nutrizionale, ci stanno all'interno valori che riguardano la vita della nostra collettività contadina. Un modo anche per evitare che, ad esempio, alcuni prodotti vengano sottopagati, perché qui la filiera è corta e quindi tutto il valore, diciamo, del prodotto va direttamente a chi lo produce. Certamente sì, però oggi queste sono tipicità che difficilmente vanno sotto valore. Oggi il valore di queste produzioni stanno nel fatto che dietro c'è una faccia. La tracciabilità del prodotto qui il consumatore ce l'ha in maniera diretta, perché il produttore di miele è quello che sta dietro al banco, e come tale non ci possono essere problematiche di natura speculativa. Appunto, ma allora qui chi ci guadagna sono gli agricoltori? Chi ci guadagna qui è il consumatore assieme al produttore. È un nuovo concetto di distribuzione che va nella direzione di valorizzare al massimo la produzione in loco. Grazie Presidente, adesso noi ci vediamo i titoli di questa puntata, dopodiché riprenderemo, perché tra i banchi troveremo anche uno chef stellato e non solo. Inaugurazione a Padova del nuovo mercato coperto di Campagna Amica. Prosegue l'impegno della Coldiretti per l'avvio di punti vendita a chilometro zero, dove il produttore incontra direttamente il consumatore. Convenienza e qualità con un occhio alla città, riaccendendo spazi da anni chiusi e dimenticati. Assunzioni raddoppiate in agricoltura nella Marca. I nuovi contratti siglati nel 2017 sono stati 6.475 a fronte dei 3.470 dell'anno precedente, e quasi tutti sono a tempo determinato. Il dato arriva dall'Assemblea annuale di Confagricoltura Treviso. Il biologico in montagna e la politica comunitaria per l'altopiano. Ne hanno discusso ad Asiago le nuove leve dell'agricoltura, una giornata ricca di spunti per ripensare al modo di produrre, ma anche per rivedere il sistema produttivo montano. È tempo di pomodori. Con il nostro agrifarmacista Renzo Gatto scopriamo i benefici del licopene, che ci protegge gli occhi e la pelle. E a sorpresa scopriamone l'utilizzo migliore, magari come condimento di un buon piatto di pasta. Abbelliamo il nostro giardino in casa con la ninfea, fiore acqueo per eccellenza. I consigli per un piccolo laghetto domestico, semplice da realizzare e di grande impatto per l'angolo della vostra terrazza. Mercato coperto Campagna Amica, uno chef stellato. Cosa ci fa uno chef stellato qui tra i banchi? Sono stato invitato da un carissimo amico che è Carlin Petrini, una persona di grande lungimiranza, di grande intelligenza, grande visione, e sono venuto anch'io a curiosare e a sperare di trovare quello che cerco, per cui verità, contadini, contatto con la nostra terra, che è una terra meravigliosa che ha bisogno di recupero e di vita. Ecco, appunto, per uno chef stellato quanto importante è il prodotto fresco, il prodotto il più vicino possibile, cioè il chilometro zero? Sono i nostri colori, per cui non possiamo che partire da lì per arrivare lì, perché nella materia è contenuto tutto, è contenuta la grande bellezza. Ecco, e soprattutto il fatto di avere un chilometro zero e il contatto diretto con chi lo produce è garanzia di qualità. Questa è un'affermazione grossa. La garanzia della bellezza è determinata dalla materia e da chi la fa, dall'intenzione che viene messa nella cura di questa cosa. Non deve esserci corruzione, non deve esserci
commercio, deve esserci poesia. Lei fa arte tra i fornelli, però la materia prima deve essere molto importante, quindi si può dire che questa forma d'arte parte dalla terra per arrivare alla tavola? Sì, questo è l'obiettivo. Io dico sempre che la materia di per sé contiene già tutto. Il nostro tentativo di esplorarla già la condizione la rovina, per cui siamo dei cuochi che rovinano in definitiva. Da uno chef stellato a un componente dell'amministrazione di Padova, senta Assessore, quanto importante è che vengano riaperti luoghi normalmente chiusi e magari vengano riilluminate aree di una città che adesso invece sono spente? Diciamo che operazioni come questa sono operazioni che portano ad aggregazione, a socialità positiva, ad avere un presidio quindi all'interno del quartiere e ovviamente dove c'è un po' di luce, un po' di persone che sono un presidio anche sul fronte della sicurezza, tutti possono godere di una situazione migliore, di una qualità della vita migliore, magari allontanare qualche presenza che invece è negativa. Ecco, poi da giovane come vede questo discorso del chilometro zero? Benissimo, c'è veramente una nuova attenzione in questi ultimi anni che è maturata rispetto alla qualità dei prodotti che portiamo in tavola e anche alla necessità di alimentare un'economia di prossimità del territorio, per cui io penso che molte persone preferiranno venire qua, trovare dei prodotti che sono coltivati nelle nostre terre piuttosto che andare a rifornirsi con prodotti di cui non sanno neanche la provenienza. Ringraziamo l'assessore, adesso noi ci vediamo una scheda che racconta che cos'è Campagna Amica non solo a Padova, non solo nel Veneto ma in tutta Italia. Luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini, Fondazione Campagna Amica nasce nel 2008 per realizzare iniziative volte a esaltare il valore e la dignità dell'agricoltura italiana. Promossa da Coldiretti, Campagna Amica si pone a tutela dell'ambiente, del territorio, delle tradizioni e della cultura, della salute, della sicurezza alimentare, dell'equità, dell'accesso al cibo a un giusto prezzo, dell'aggregazione sociale e del lavoro. Recita così la presentazione online del progetto Campagna Amica. 10 anni di successi raccontati dal direttore della fondazione Carmelo Troccoli. Sono con questo mercato di oggi 1183 i mercati di Campagna Amica aperti in tutta Italia. Uno straordinario progetto con una indagine fatta da Coldiretti e da XE. Ormai il fatturato complessivo di Campagna Amica gira intorno ai 3 miliardi e 700 milioni di euro, quindi non più i mercatini degli agricoltori ma un vero nuovo sistema di distribuzione del cibo a chilometro zero messo a disposizione per i cittadini delle nostre città, un cibo giusto, al prezzo giusto, ad un prezzo giusto per i cittadini, ad un prezzo giusto anche per gli agricoltori, per garantire che prodotti di eccellenza freschi come questi possono continuare nel futuro ad essere offerti a tutti quanti i cittadini italiani. Qual è stato il primo mercato aperto e in che data? Il primo mercato aperto nel 2009 a Roma, oggi è un grande punto di attrazione per tutti quanti i cittadini romani ma anche per i tanti turisti che frequentano la città perché le eccellenze del Made in Italy sono ricercate da tutti. Qual è quello che in questo momento sta dando più soddisfazione? Tutti i nostri mercati ci danno soddisfazione perché danno soddisfazione agli agricoltori che aderiscono a Coldiretti, agli agricoltori che aderiscono a Campagna Amica, ma perché danno soprattutto soddisfazione ai cittadini italiani che vanno lì e possono garantirsi una spesa fresca, sana e sicura. E siamo con Carlo Petrini, presidente di Slow Food e di Campagna Amica. Perché, Presidente, questo è un progetto vincente? Perché riporta l'agricoltura locale ad essere in diretto contatto con i cittadini. Questo significa una diversa concezione di economia che rafforza la territorialità e nello stesso tempo è un elemento culturale. Chi pensa che questa operazione qui sia come merceologia non ha capito la profondità. Qui c'è buona parte della nostra civiltà e la civiltà veneta è fatta di cultura alimentare, di cultura agricola. Quindi io penso proprio che sarà vincente e lo toccheremo con mano se sarà in grado di garantire il ritorno alla terra dei giovani. Ecco appunto, questo però fa parte di un progetto più ampio di Coldiretti che coinvolge tutta l'Italia, perché ricordiamo il primo mercato aperto è stato aperto a Roma. Sì,
Oggi siamo con oggi a quota 1183. È una valanga che non si ferma e che secondo me ci darà grandi soddisfazioni a livello nazionale e internazionale. Senta, e al sud è un motivo in più per cercare di puntare a un prodotto del sud della terra che comunque ci invidia in tutto il mondo, se fatto bene. Ma certamente, ed è un modo di riportare fortemente la connessione della produzione agricola ad un livello non solo economico, sociale, politico, ma anche culturale. Ecco, il suo auspicio è che questo sia l'inizio per un ritorno alla terra dei giovani, perché trovano non solo il denaro, ma trovano soprattutto la soddisfazione di produrre e di essere. Esattamente, un giovane deve avere anche la gratificazione e qui la trova. Bene, adesso noi ci fermiamo perché vediamo un po' di notizie dal mondo dell'agricoltura veneta, poi proseguiremo in questo viaggio qui nel mercato coperto a Padova. Assunzioni raddoppiate in agricoltura. Nella Marca i nuovi contratti siglati nel 2017 sono stati 6.475 a fronte dei 3.470 dell'anno precedente. E quasi tutti sono a tempo determinato. Il dato arriva dall'assemblea annuale di Confagricoltura Treviso che si è svolta il 30 maggio scorso. Secondo Confagricoltura i dati dimostrano che l'abolizione dei voucher è stata superata ricorrendo agli strumenti legali a disposizione degli agricoltori. Da notare come il settore vitivinicolo sia trainante considerando che di quegli oltre 6.400 posti ben 4.145 siano tra filari e cantine. Dal presidente Ludovico Giustiniani l'auspicio al nuovo governo affinché comunque ristabilisca la pratica dei voucher opportunamente corretti per evitare abusi inutili quanto dannosi per l'occupazione e l'imprenditoria in genere. La Casatella Trevigiana festeggia 10 anni di riconoscimento della denominazione di origine protetta da parte della Comunità Europea. Un traguardo importante che premia il lavoro e gli sforzi di quanti hanno creduto fermamente nel valore di un formaggio DOP tutto trevigiano. Fondamentale in tal senso l'apporto di Latteria Soligo insieme ad AproLav del progetto avviato formalmente il 19 febbraio 2001. Oggi, ad un decennio di distanza, l'impegno si è rivelato vincente, in un mercato dove le scelte dei consumatori si vanno sempre più orientando verso il fresco e a piatti pronti a base di formaggi freschi. Va ricordato che la Casatella Trevigiana è l'unico fresco a livello nazionale che può fregiarsi del marchio DOP. Oltre 2.000 visitatori tra imprenditori agricoli, tecnici e studenti, 150 macchine tra trattori e attrezzature offerte da oltre 50 costruttori e 2 giornate per fare il punto sulla sostenibilità in viticoltura in tutte le sue accezioni. Sono i numeri dell'edizione 2018 di Vite in Campo, dedicata al vigneto ecosostenibile ed organizzata da Condifesa Treviso in partnership con i 3 consorzi trevigiani del Prosecco. Già in apertura della manifestazione, oltre 600 viticoltori giravano tra i filari per visionare e in molti casi acquistare le tecnologie per ridurre l'impatto ambientale, a dimostrazione di quanto sia importante per gli agricoltori salvaguardare il loro primo fattore produttivo, la terra. Il biologico, quello vero ed in territorio montano, è stato al centro di un interessante incontro ad Asiago, una giornata per riflettere sulle opportunità offerte dal biologico in montagna e soprattutto per conoscere i dettagli della politica comunitaria per le zone montane. Per l'altopiano una giornata interessante, seguita da molti giovani agricoltori e ricca di spunti per conoscere le opportunità rappresentate dal biologico per il futuro delle nostre aziende dell'altopiano. È importante guardare avanti, hanno sottolineato le nuove leve agricole, nel segno dell'innovazione e della modernità, ripensando al modo di produrre ed anche, quando necessario, rivedendo il sistema produttivo utilizzato in azienda. Silvia Laura Girotto dell'azienda agricola floricola SLE. Contenta di essere qui a Padova? Contentissima, certo. Ma cosa c'entrano i fiori col mangiare? Allora, i fiori c'entrano perché ci fanno stare bene, il mangiare ci fa stare bene e i fiori si possono anche mangiare.
Ringraziamo e andiamo invece da chi è il vero cuore di questa nuova iniziativa, ovvero Cinzia Dallicardo, che ci dice i numeri di questo mercato coperto. Intanto iniziamo con una ventina di aziende, ma siamo già in aumento perché già da mercoledì prossimo ce ne saranno altre 2. Abbiamo un po' di tutto per quello che riguarda la tavola, ma per quello che riguarda anche la casa, quindi la tavola, carni, salumi, formaggi, e abbiamo frutta, verdura, vini, olio e naturalmente anche trasformati per chi magari va di fretta e ha bisogno di qualcosa di veloce. Abbiamo anche delle creme già pronte per fare la pasta o risotto, abbiamo le confetture, abbiamo il miele, abbiamo qui i formaggi che possono essere anche un'ottima merenda. Come avete trovato questo posto e perché avete scelto questo posto? Allora, l'abbiamo trovato, l'abbiamo cercato perché volevamo portare gli agricoltori in città con un mercato fisso, in modo che si possa venire qui sia con il bel tempo che con il brutto tempo. Qui cosa c'era prima? Qui c'era una falegnameria, quindi in qualche modo collegata anche con l'ambiente, con gli alberi, insomma, e quindi a seguire noi. Quanto ci avete lavorato per metterla a posto? Ci abbiamo lavorato qualche mese con grande passione e anche con grande fretta, perché gli agricoltori non vedevano l'ora di incontrare i cittadini e proporre i loro prodotti. Se uno degli imprenditori del vostro territorio vuole partecipare a Campagna Amica e a questo mercato, cosa deve fare? Basta che si rivolga o agli uffici di zona o a Coldiretti Padova, lo spazio c'è, noi siamo aperti. Lo spazio c'è, ma c'è anche una gran lista, mi diceva prima. Però il bello di questa cosa è che se non basterà questo spazio non è un problema, ne apriremo un altro. Va bene, allora noi ci mangiamo una verdurina, facciamo un po' di pubblicità e poi riprendiamo qui dal mercato coperto di Campagna Amica a Padova. Seconda parte di Agricoltura Veneta, un volto noto della nostra rubrica Paolo Minello, un gradito ritorno. C'è una novità nella novità, anzi 2 novità nella novità. Partiamo da questa. Beh, noi abbiamo tante novità, ogni tanto ci inventiamo qualcosa di nuovo. Allora, il mercato, ormai i mercati di Campagna Amica tutti li conoscono, ovviamente per venire incontro al consumatore abbiamo la possibilità, visto che abbiamo anche pochi parcheggi qui nell'area del mercato, portiamo a casa direttamente con un mezzo elettrico, quindi sguardo assoluto alle fonti rinnovabili di energia, quindi al non inquinare, portiamo a casa direttamente la spesa ai consumatori. Come fa uno? Cioè viene qua, fa diciamo l'ordine e poi gli si porta a casa, oppure addirittura può farlo in internet? Allora, oggi il consumatore viene qua, fa la spesa, non si preoccupa di nulla, poi noi gli portiamo a casa il prodotto. Quando può venire in autobus, in bicicletta, a piedi? Esatto, con qualsiasi mezzo, compra i prodotti, poi noi glieli portiamo a casa. Il futuro sarà quello di fare l'ordine quando avrà conosciuto i nostri produttori, la bontà delle produzioni agricole padovane, potrà direttamente fare l'ordine direttamente da casa. Ma non è solo questa la novità di questo nuovo ambiente, voi avete già pensato a qualcosa di tecnologicamente ancora più avanzato? Beh, allora, siccome qui apriamo intanto il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina, ma avremo anche altre giornate di apertura, però il mercato a una certa ora chiude e siccome qua il posto è aperto ai cittadini, ci siamo inventati un robot, una specie di distributore automatico particolare dove chi arriva in ritardo o magari perché il mercato appunto è chiuso può comprare gli stessi prodotti del mercato direttamente fuori dal mercato, appena fuori, con questo robot. Abbiamo visto che ci sono dei fiori che poi diventano dolci, abbiamo visto dei prodotti solidi, ci sono anche erbe aromatiche qua. Abbiamo piante officinali, erbe aromatiche, i dolcetti fatti con le rose, quindi con i fiori, le rose antiche, avremo prodotti a base di canapa, avremo prodotti con il melograno, succhi anche di Sicilia, perché in questo caso abbiamo fatto una deroga al chilometro zero, ma per aiutare i nostri agricoltori siciliani, visto che qua agrumi, arance, limoni e succhi appunto di queste produzioni non li abbiamo, avremo anche un angolino di Sicilia. Per il momento, visto che abbiamo parlato di erbe officinali, sentiamo cosa ci dice il nostro agrifarmacista e che cosa vi propone oggi. Questa settimana parleremo di pomodoro, in particolare di una sostanza contenuta nel pomodoro che però è anche contenuta nel melone, nell'anguria, nella papaya. Cioè, qual è questa sostanza? Licopene, dobbiamo anche abituarci a questo nome. Il licopene è una sostanza ad attività antiossidante, vuol dire che protegge da alcune malattie, è un carotenoide. È una sostanza che noi non riusciamo a sintetizzare nel nostro organismo, ma dobbiamo semplicemente assumerla attraverso questi vegetali. Perché è importante? Perché ha un effetto di protezione
a livello cardiovascolare, ha un effetto di protezione nella macula dell'occhio, ha un effetto di protezione anche da tanti tumori. Questa sostanza viene sintetizzata dal pomodoro. Per quale motivo? Perché ha la facoltà di proteggere il frutto dall'esposizione del sole. Per questo motivo, quando il pomodoro è maturato al sole, e specialmente se giornate molto calde, il frutto ne è veramente pieno, mentre il frutto il frutto che viene maturato in serra ne è abbastanza privo. Allora, questo licopene è contenuto nella matrice, cioè nella polpa del frutto. È chiaro che come noi mangiamo il frutto maturo, o lo mastichiamo molto molto bene, oppure qualcosa viene espulso senza che noi possiamo assorbirlo. E allora come si fa? Beh, bisogna spappolare la polpa, spappolarla e renderla come una specie di purea. Dopodiché dobbiamo sapere che il licopene è molto liposolubile, cioè si scioglie nell'olio. E allora a questa papetta mettiamoci dell'olio. E cosa abbiamo fatto? La salsa di pomodoro. Il modo migliore per mangiare e per assorbire il licopene è la salsa di pomodoro. Sono stati fatti moltissimi studi sul valore di questa sostanza. Nell'uomo si concentra in particolare nella prostata e in effetti ha un valore anche antitumorale a livello della prostata, anche del polmone e sembra anche dello stomaco. Torniamo in questo mercato coperto di Campagna Amica, siamo con il presidente regionale Martino Cerantola. Presidente, il concetto di questo mercato visto con chiave veneta? Innanzitutto è quello di portare a fianco ai cittadini, proprio il centro città di capoluogo di provincia, il cittadino consumatore con il produttore, dare loro la possibilità di dialogare giornalmente con i produttori e avere la certezza che quello che mettono sul proprio tavolo sono prodotti sani, genuini e del territorio. Ma non è che il Veneto comunque abbia un rapporto diretto con i propri agricoltori? Noi vediamo ad esempio a Treviso o in altri luoghi che comunque il sabato la gente addirittura va nelle aziende perché vuole andare in mezzo ai campi, perché vuole toccare il prodotto. E non è una filosofia un po' differente la nostra rispetto al resto dell'Italia? Perché allora questo tipo di iniziative hanno un senso? Perché in questo momento sempre di più il cittadino ha bisogno di conoscere fino in fondo da dove arrivano il prodotto, da un lato. D'altro lato noi produttori agricoli abbiamo la necessità di far capire al cittadino qual è il vero prodotto, qual è il vero made in Veneto in questo caso e di conseguenza dare nello stesso tempo una garanzia di genuinità e di salubrità. Senta, e in tutto questo la grande distribuzione? In tutto questo la grande distribuzione farà sicuramente il suo percorso. Noi abbiamo scelto di iniziare questi mercati coperti perché vogliamo contrastare quello che vogliono omologare il prodotto. Noi abbiamo bisogno di valorizzare la distintività delle nostre imprese. Ecco, in un momento in cui abbiamo difficoltà addirittura in Europa ad avere il nostro prodotto omologato. Purtroppo sì, e questo io mi auguro che effettivamente si corra al riparo quanto prima. Abbiamo la necessità di far capire all'Europa la nostra distintività e chi meglio di avere alleato i nostri cittadini che ci danno una mano nel far capire alle istituzioni che è importante salvare la distintività. Bene, adesso noi ci fermiamo come sempre per i consigli del nostro Adriano Favaretto e poi continueremo il nostro viaggio all'interno di questo mercato coperto di Campagna Amica. Oggi parliamo di ninfee. Ci troviamo nel parco di Villa Manfrin, in questo caso nel laghetto, dove ci sono piantate le ninfee, come potete vedere già cominciano a fiorire. Le ninfee possono essere coltivate anche in casa, ossia nel giardino, facendo un laghetto artificiale che adesso commercialmente li vendono già, oppure in terrazzo su un altro bel contenitore di acqua. È importante che ci siano un 25-30 cm di acqua più una quindicina di centimetri di terriccio per fare il fondo, diciamo. E basta piantare un rizoma, una radice e poi loro si moltiplicano. Noi qui in passato avevamo messo sul fondo del laghetto, avevamo messo con dei pozzetti a fondo perduto, avevamo piantato dentro sti rizomi perché inizialmente fossero protetti anche, poi loro provvedevano a radicare e a moltiplicarsi, a diventare, come vedete adesso, quasi un tappeto fiorito in cima a pelo d'acqua.
in casa per l'acqua, diciamo, è importante che sul vostro laghetto artificiale o fatto a mano, artigianalmente, ci sia un'entrata di acqua e un'uscita, chiaramente, così c'è un ricambio continuo di acqua, perché così al limite l'acqua purificata contiene dei sali, dei minerali che nutre anche la ninfea stessa. Oltretutto poi per abbellire ci potete mettere dei pesciolini che anche loro filtrano e tengono pulita l'acqua. Per quanto riguarda invece sul terrazzo, importante che aggiungiate sempre acqua, diciamo, perché chiaramente essendoci del fango e la pianta che succhia ha bisogno sempre che ci sia uno strato d'acqua dai 15 ai 20 centimetri. E allora adesso voce ai produttori, cioè ai protagonisti principali di questa campagna amica, di questo mercato coperto. Il suo nome e il suo cognome, da dove viene? Mantovani Sonia, vengo da Castelbaldo. Siamo qui con la nostra azienda, che è un'azienda tutta in biologico. Noi vendiamo frutta e verdura, siamo produttori specialmente di mele e pere e siamo qui in questa nuova avventura. Come si trova questo primo? Adesso bene. Ma la gente vi chiede quando viene a comprare? Sì. Che cosa vi chiede maggiormente? Se sono tutti prodotti naturali. Ecco, questa è l'unica cosa che veramente chiedono, perché vogliono mangiare cose naturali, insomma. Signora, buongiorno. Posso chiederle perché è venuta qui a comprare? Perché hanno appena aperto, volevo... Ma lei, insomma, rispetto al supermercato, qui cosa cerca? Tutto quello che era anche al supermercato, finisco qua. Però qui sa chi lo produce, giusto? Sì, ecco, sì. Che cosa sta comprando? Zucchine. Zucchine e verdura verde adesso in fondo. Altro produttore, altro prodotto. Abbiamo lasciato, diciamo, la verdura biologica, passiamo al pollo, latte e miele. Il suo nome e il suo cognome? Io sono Angelo De Marchi e la mia azienda è il Cortile De Marchi di Merlara, provincia di Padova. Pollo, latte e miele cosa significa in due parole? Allora, due parole significa che alleviamo i polli e facciamo noi il becchime. La Camera di Commercio ha fatto un brevetto che ce l'ha dato in consegna in uso e noi aggiungiamo l'ultimo mese, 2 di vita, aggiungiamo latte in polvere e miele dei colli ugani. Chissà cosa viene fuori. Viene fuori un prodotto buono con un gusto particolare. E qui oggi com'è andata la prima giornata di campagna amica? La prima giornata è stata così di interesse, abbiamo venduto qualche prodotto, però la gente è girata, sono tutti qui vicino, sono venuti a vedere, adesso cominciamo a seminare e ci vuole qualche tempo per raccogliere. Ma secondo lei perché ha scelto di venire qui, ad esempio, e non fare qualche altro mercato? Perché già da 10 anni io sono su mercati coperti, sempre agricoli, e secondo me è il futuro, perché qui dentro viene tutte le stagioni, vedi tutti i prodotti e non c'è bisogno di gazebo, il vento te lo porta via. Ecco, secondo me il futuro nostro è avere un posto per noi, ogni azienda ha il suo posto e vendiamo i nostri prodotti. Diciamo che la situazione è caratterizzata da un anticiclone atlantico che stenta ad affermarsi con forza sulla nostra regione, sulle nostre zone. È lì, quindi ci protegge ad intervalli, diciamo ci protegge bene, però lascia infiltrare delle masse d'aria improvvise, anche di aria più fresca. Ecco, queste infiltrazioni poi potranno provocare in modo molto veloce, ma anche di breve durata, qualche temporale. E il massimo comunque ci aspetta una settimana all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Dobbiamo mettere in conto in pianura la mattina un po' di foschia, quindi che copre il cielo, e il pomeriggio un'attività cumuliforme e, come abbiamo detto, temporaneamente molto localizzata, soprattutto sulle zone pedemontane, potremmo avere qualche temporale anche di una certa intensità, ma che passerà velocemente. Le temperature si manterranno alte, sono ancora alte, le minime intorno ai 18-20 gradi, le massime raggiungono, e qualche volta nelle pianure più interne superano i 30 gradi. Un po' di instabilità dovremmo avere a iniziare da mercoledì. Ecco, per giovedì forse i temporali, ma sarà una cosa molto temporanea, molto passeggera, potremmo avere una probabilità di temporale molto più forte, quindi giovedì mettiamo un punto interrogativo. Poi nulla più, l'alto Adriatico si manterrà per quasi tutta la settimana e poco mosso, quasi calmo. È tutto.
Siamo alle conclusioni con il direttore di Coldiretti Padova, Giovanni Roncalli. Grande successo questa inaugurazione. È una bella iniziativa perché poi alla fine non riporta un po' di agricoltura dentro la città. Questo non è solamente un luogo di commercio, è un luogo in cui riusciamo a riscoprire il contatto tra le persone, riusciamo a far cultura, parliamo di ambiente, di territorio, di produzione, insomma parliamo non di prodotti alimentari ma di cibo, quindi da dove viene, con quali tecniche è stato prodotto, con quale etica, insomma, credo che questo sia il contesto migliore in qualche modo per parlare ai cittadini direttamente dal mondo agricolo. Ecco, poi l'importante è tenere il contatto diretto tra consumatore e produttore. Qui la filiera è corta, la gente si guarda in faccia, il prodotto lo viene passato a mano ed è quello forse il vero segreto di un successo come quello di Campagna Amica in tutta Italia. È così, il successo di questi mercati sta proprio nel contatto umano, nella possibilità che il consumatore ha di incontrare direttamente il produttore, di parlarci, di capire e anche di conoscere magari alcune problematiche, no? Il brutto tempo, il maltempo, la mancata produzione comporta magari un difetto di produzione che non necessariamente è un difetto. Oggi all'interno di un mercato di grande distribuzione questi aspetti non si colgono e questo ci ha un po' slegato da quelle che sono le nostre origini, che sono appunto quelle della terra. Ricordiamo che questo mercato è aperto 2 giorni alla settimana perché gli altri giorni i contadini, che non è un dispregiativo, vanno a lavorare la terra. I contadini stanno in campagna negli altri giorni, lavorano nei loro campi, nelle loro serre o nei loro allevamenti per portare qua l'eccellenza dei loro prodotti. Il contadino non è un dispregiativo, anzi è un superlativo quasi in questi giorni. È un termine che dobbiamo assolutamente riscoprire rispetto alle origini, quindi non è certamente un aggettivo denigratorio, anzi è una definizione che ci piace molto e che vogliamo sempre di più richiamare perché è l'aspetto che in qualche modo ricollega la campagna alla città. Noi concludiamo con la frase con cui abbiamo aperto, ovvero il buon sapore viene dalla terra, il vostro slogan. Certo, è lo slogan che non può essere solamente degli agricoltori, deve essere di tutti i cittadini. La prossima sfida di Coldiretti Padova? Spiegare davvero alla cittadinanza che questo non è solamente un luogo di commercio ma è un luogo di socializzazione. Bene, salutiamo e ringraziamo il direttore Giovanni Roncalli, finisce qui la puntata di Agricoltura Veneta, grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.